Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Allora, siamo qui con Carlo Pastore, 18 giugno, 25 anni. Hai un po' realizzato tutti i sogni che i ragazzi di 25 anni hanno nel cassetto? No, non lo so, sì, ho fatto un po' di roba. Questo sì, sono stati 4 anni questi qui abbastanza rocamboleschi in cui è successo di tutto. Io in realtà è da tantissimo tempo che lavoro nel mondo della musica, perché quando avevo 15 anni ho iniziato a scrivere la mia prima recensione, sì. Sono appena venuto fuori da questo festival che c'è stato nei giorni scorsi, 4, 5, 6 giugno, che si chiama Miami. Abbiamo fatto 20.000 persone, c'erano tantissimi sorrisi in giro nell'aria e quindi sono tornato a casa soddisfatto, perché 6 anni fa, quando si tirò in piedi questo festival, non avrei mai pensato che potesse crescere così tanto, no? Trattando comunque di musica indipendente, alternativa, quella musica non codificata, che è anche un po' difficile spiegare, per esempio ai tuoi genitori. Diciamo, ma ascolti Marianne Kunz, chi? Per dire, no? Quelle robe lì. E poi niente, c'è stata una bellissima esperienza di MTV, c'è l'esperienza in televisione con la Rai, adesso sto facendo la radio che non avevo mai fatto, ho un programma tutti i giorni dalle 16 alle 17 su Radio 2 che si chiama Traffic. Adesso mi manca soltanto di andare a giocare in nazionale, ma aspetto la chiamata del CT Prandelli, ho fatto il 100% proprio. Allora, hai fatto web perché sei un profondo conoscitore del web, hai fatto MTV che è un po' il punto di riferimento per i giovani, per tutti i giovani, hai fatto il processo X Factor, quindi anche la TV di Stato, hai fatto la radio, hai anche scritto per giornali. Sì, ho scritto articoli anche per il Corriere Magazine, qualcuno, ho fatto qualcuno per l'Espresso, principalmente ho sempre scritto di musica, quindi ho scritto per Rolling Stones a lungo. Poi ho scritto per Rockite tantissimo, poi a un certo punto mi sono accorto che non potevo fare tutto ovviamente, quindi o fai una cosa o fai l'altra, e allora è presente quella frase di Almost Famous, i giornalisti sono il nemico, e ho deciso di non fare più il giornalista, sono passato dall'altra parte della barricata. Adesso ho pure una band, scrivo le canzoni, quindi mi manca soltanto di essere stroncato da qualcuno. Hai scritto anche un libro però? Sì, ho scritto anche un libro, è uscito per Mondadori l'anno scorso, è uscito a marzo dell'anno scorso, è andato bene, ne sto scrivendo un altro adesso, però con calma, non c'è fretta. No, vedi, sono diventato vecchio, mi uscito un po' di barba, adesso quasi il quarto di secolo che si avvicina. Caporedattore di Rockit dal 2000 fino al 2007, quando sei arrivato ad MTV. Sì, però Rockit appunto è dal 2001 in realtà, mi ricordo perché sono andato a vedere il mio primo concerto in locale della provincia di Biella, si chiama Babilonia il locale, e ero andato da solo perché nessun mio amico voleva venire con me, non conoscevano il gruppo, quindi mi avevano accompagnato i miei. Mi hanno lasciato fuori, mi hanno aspettato per tutta la durata del concerto, poi sono rientrati e niente, quindi quando poi sono tornato a casa avevo voglia comunque di condividere con qualcuno, no? Questa cosa che mi stava un po' cambiando la vita, cioè la musica, e allora niente, ho scritto una recensione, l'ho mandata a questo sito, Rockit, e mi hanno preso. Ero felicissimo quando ho preso Rockit, per dirlo ai miei genitori. Mi guardarono come dire, sì, Rockit, bene Carlo, bravo, bene, non sapevo neanche che cosa fosse, quindi era molto divertente. E poi è iniziata appunto l'avventura di MTV, prima con Our Noise e poi con TRL, che è un po' il programma di punta della rete. Sì, lo era, TRL era il programma di punta della rete, in questo momento MTV vive un po' un periodo, vive il periodo difficile un po' di tutte le televisioni. Io sono fiero di aver fatto TRL nel momento in cui TRL era ancora TRL. Con Elena Santarelli e con Elisabetta Canalis. Ah beh, guarda, infatti per un momento ero stato il ragazzo più invidiato della storia della terra. Ho fatto TRL con la Santarelli nel momento in cui lei è diventata mamma. E ho fatto TRL con la Canalis nel momento in cui lei si è messa con George Clooney, quindi porto bene, non sono più le Iene a portare bene, è Carlo Pastore che porta bene. Mi dai il titolo di un album, una canzone, un cantante e un gruppo? Il titolo di un album direi Velvet Underground e Nico, la canzone direi Maximo Park, The Coast is Always Changing, un gruppo direi Daft Punk.
è un cantante albano Carrisi. Prossimi progetti futuri? Prossimi progetti futuri, faccio la radio e poi adesso vado a mettere i dischi. 5 minuti, te lo dico in 5, in 4, in 3, in 2, in 1, c'ho Pianura News. Bella.